Allora, riprendiamo la battaglia. È una battaglia importante perché segna una linea spartiacque non soltanto nella storia diciamo, del Mediterraneo, dell'Europa e del Medio Oriente, ma anche un'evoluzione importante nelle tecnologie di guerra, soprattutto la guerra marittima. Vuole... Sì, c'è da dire che nella battaglia di Preveza del 1538 Andrea Doria, lo zio di Gian Andrea Doria, sciagurato della battaglia di Lepanto, il grande Andrea Doria, aveva fatto delle evoluzioni navali davanti alla flotta ottomana asserragliata dietro a un sorgitore, quindi in un golfo. Quando è calato il vento, la flotta ottomana è uscita, quindi navi veloci, navi a remi, e la retroguardia di questi grandi schieramenti di battaglia era fatta solitamente da navi a vela, quindi navi mercantili molto grandi, leggermente armate. Il galeone Candia, Cioè il galeone veneziano... La battaglia, diciamo, il conflitto avveniva nell'arrembaggio, certo, e nel usare il rostro. Lo speronamento, come i romani poi alla fine sì, avevano un cannone in tecnica è quella corsia, romana. non erano armate perché lo spazio era per i remi, e le navi a vela non erano considerate ancora nel Cinquecento così efficaci rispetto alle galee, perlomeno per quanto riguarda il Mediterraneo. Altra cosa era l'Atlantico. Perché non riuscivano a manovrare, a essere manovriere come navi. Era in realtà più una questione di venti, no? Non bolinavano ancora tanto, facevano dei gran traversi, non erano navi boliniere, e quindi da quel punto di vista potevano essere limitate. Avevano i remi a bordo, anche le navi a vela, però logicamente erano pesantissime. Il galeone Candia, un galeone veneziano, era stato armato e corazzato, li corazzavano. È andato, diciamo, nell'evoluzione. Doria aveva navi a vela e navi a remi. Hanno tentato questa cosa qua di fare una flotta mista, e il Candia è rimasto attardato per il calo del vento. Tutta la flotta ottomana si è avventata su questa nave molto grande e possente che era rimasta indietro, l'hanno disalberata con dei colpi, quindi l'albero di maestra è crollato e quindi era immobilizzata. Non sono riusciti a prenderla per tutto il giorno. A più riprese l'hanno attaccata, ma l'armamento che aveva a bordo una nave di quel genere la rendeva quasi imprendibile. Poi Andrea Doria, finita la battaglia, che gli ottomani dicono di aver vinto, i cristiani dicono di aver vinto, ma in realtà è stato un nulla di fatto, disse che avrebbe potuto vincere la battaglia, ma le navi a vela hanno rallentato le operazioni navali e quindi non riusciva ad amalgamarle, e per un secolo non se n'è più parlato. In realtà era una questione molto più di prestigio, cioè soprattutto anche i nobiluomini veneziani amavano molto di più servire nell'armata sottile, quindi nelle galee, che nelle navi a vela, per una questione di prestigio. Certo. Bene, abbiamo con noi finalmente Gerardo Ortalli, professore, che ci aiuterà a seguire questo percorso che porta alla battaglia, appunto, ma soprattutto chiederei a lei, che non è riuscito a collegarsi con noi per tempo. Me ne spiace molto, abbiamo operato fino ad ora, ma non si riusciva a stabilire il collegamento. Non c'è problema. Allora, abbiamo parlato delle premesse, dei fatti, Solimano il Magnifico, del figlio, sui prodromi di questa battaglia. Ci vuole dare una sua versione, perché l'impero ottomano decide di aggredire l'Occidente e soprattutto Venezia? Soprattutto Venezia, perché Venezia in realtà in quegli scacchieri è la potenza principale, è quella che ha un peso maggiore, soprattutto ha una tradizione di rapporti positivi e negativi con quei poteri orientali. La cosa interessante comunque è, credo, come Lepanto abbia rappresentato il trionfo di Lepanto, la conquista, una ripresa, insomma, un momento di ripresa in un periodo molto delicato
della storia veneziana. Mi pare di avere quel po' che ho intuito, che sono riuscito a sentire attraverso un collegamento che non voleva partire, mi pare sia stato impostato soprattutto su come è avvenuta la battaglia, sulle componenti e sugli eventi, se non mi sbaglio. Se mi sbaglio correggetemi subito. Quello che invece forse vale la pena ricordare è cosa ha significato per la cultura, ma soprattutto per lo spirito interno della realtà veneziana, la vittoria di Lepanto. È stato un passo in avanti fortissimo dopo un periodo di difficoltà. Teniamo conto che Venezia usciva da posizioni difficili rispetto alla potenza ottomana. Teniamo conto di come in fondo poi sia stata enfatizzata la vittoria di Lepanto, che era effettivamente una vicenda straordinaria per Venezia, peraltro inserita nel contesto generale degli equilibri mediterranei e di quello che stava accadendo. Aveva poi in fondo ragione il Pascià. Non so se avete già ricordato il commento di Sokullu Mehmed Pascià. No. Non vorrei ripetere cose già dette, prego. Ma Venezia sapeva tenere rapporti con tutti, sia che avesse vinto sia che avesse perso, ma all'ambasciatore veneziano il Pascià fa un discorso molto molto chiaro. Dice: conquistando Cipro voi ci avevate tagliato un braccio. La conquista di Cipro era quella che aveva provocato una depressione, è troppo, ma un momento di sbandamento, di scarsa percezione della realtà continuante del proprio ruolo in Venezia. E Sokullu Mehmed non ha tutti i torti nel dire ci avete tagliato un braccio. Lepanto è una sconfitta per noi, è la flotta nostra perduta, ma in fondo ci avete raso la barba. Voi invece tenete conto che prima vi abbiamo tagliato un braccio, vale a dire la barba cresce, il braccio non ricresce. Venezia in fondo da questa vittoria trova un periodo di recupero, di convinzione del proprio ruolo, di forza del proprio essere, ma sarà un po' un fuoco di paglia, cioè è un momento di gloria, ma di gloria in equilibri internazionali che stanno disfacendosi. In fondo Cipro era stata difesa con un eroismo anche straordinario, con una capacità di tenuta straordinaria, ma non aveva poi potuto reggere più di tanto. Era la cosa da cui psicologicamente Venezia doveva uscire. Ecco, il trionfo è forte, il trionfo merita di essere tenuto presente accanto. Io non so di cosa esattamente avete parlato, me ne scuso purtroppo, ma il trionfo è oggettivo e sentito per tale a Venezia. Venezia esplode quasi con elogi, con versi, con volantini, con fogli che richiamano questo grande evento. Quel poco che ero riuscito a seguire era come fosse stata poi celebrata la vittoria. Mi pare di avere capito che sia stata richiamata la cappella della Madonna del Rosario, certo, che è significativa, San Giovanni e Paolo, Tintoretto, Palma il Giovane, Francesco Bassano, ma direi che l'importanza da un punto di vista della psicologia veneziana di Lepanto la si legge soprattutto
nel ciclo delle battaglie in Palazzo Ducale. Il Palazzo Ducale, non so se questo può riguardare direttamente, ma in ogni caso ovviamente Lepanto ha un gran posto nella teoria, nella distribuzione delle grandi vittorie veneziane, quelle che cominciano con una vittoria mai avvenuta, quella nei confronti di Carlo Magno e di Pipino. Certo. Se volete poi possiamo anche riprendere questa cosa, perché è molto significativa della capacità veneziana di proporre se stessa. Adesso la devo interrompere perché Lepanto è invece quasi un precedente, un indicatore di quello che poi si sarebbe fatto con quei grandi teleri dei Palazzo Ducale che raffigurano le vittorie di Venezia, quelle che erano state. Allora, professore, trionfi. La interrompo un attimo e passiamo a un primo contributo video e vediamo Lepanto, gli antefatti, cioè quello che succede prima che scoppi la grande battaglia. Per i nostri libri di storia, la battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571 è stato uno scontro di civiltà. A fronteggiarsi c'erano le flotte dell'Impero Ottomano e della Lega Santa, che riuniva, sotto l'egida dello Stato Pontificio e di Papa Pio V, le navi dell'Impero di Spagna, della Repubblica di Venezia, di Genova, di Malta e dello stesso Stato Pontificio. Un evento epico che non avrà eguali nella storia. 200.000 uomini che si fronteggiavano a bordo di 500 navi. Il ruolo della Repubblica di Venezia fu determinante per la quantità di uomini e mezzi forniti. Su un totale di 209 galee della Lega Santa, 105 erano della Serenissima, che contava anche 6 galeazze, navi di nuova concezione, armate con una cinquantina di cannoni. La flotta cristiana aveva una potenza di fuoco totale di 1805 cannoni e anche questi per metà erano veneziani. Sulle navi stavano 28.000 soldati, 13.000 marinai e oltre 43.000 rematori. Nel 1500 Venezia era al culmine del suo splendore, ma aveva dovuto gradualmente cedere il primato di potenza navale ai turchi, rinunciando a diversi avamposti del suo stato da mar. Città costiere, porti e approdi che dall'Adriatico settentrionale al Mar Nero tracciavano le rotte commerciali che seguivano le imbarcazioni veneziane per trasportare spezie, stoffe, seta e altri prodotti. Per Venezia una situazione nuova, perché da potenza che controllava il Mediterraneo doveva fare i conti ora con questo imponente competitor. L'impero turco cercava sempre più spazio nel Mediterraneo. I turchi fino a quel momento erano stati i doganieri di tutte le merci che transitavano dall'Oriente all'Occidente e viceversa, ed erano ricchissimi. Ma le cose erano cambiate da quando nel 1497 il navigatore portoghese Vasco da Gama aveva aperto una nuova rotta verso le Indie, superando il Capo di Buona Speranza. L'impero turco aveva così perso la possibilità di filtrare gran parte delle merci e dei prodotti che transitavano attraverso la via della seta, una situazione che aveva penalizzato anche la Repubblica di Venezia. Ma malgrado la concorrenza sul Mediterraneo, la Serenissima continuava a mantenere importanti rapporti economici con l'impero ottomano, tanto che ne era il primo partner commerciale. Quando nel 1568 arriva a Costantinopoli il nuovo bailo, Marcantonio Barbaro, rappresentante di Venezia, chiamato a dirimere le controversie tra i mercanti veneziani, Venezia e i turchi erano in pace grazie ad un patto siglato con il sultano Solimano il Magnifico. Ma Solimano muore e al trono gli succede il figlio Selim II, che aveva idee diverse dal padre. Con il suo arrivo il clima cambia, si osservano subito molti lavori all'arsenale, costruzioni di navi, movimenti di soldati e di marinai. Il nuovo sultano invia a Venezia la richiesta di una cessione dell'isola di Cipro, che era colonia veneziana dal 1489, altrimenti sarebbe stata la guerra.
Venezia rifiuta e il 2 luglio 1570 i turchi sbarcano a Cipro. A questo punto Venezia guarda al mondo cristiano per avere un supporto. Papa Pio V coglie l'occasione per riunire le forze cristiane in una Lega Santa per una crociata contro gli ottomani. Venezia è già in guerra, ma Pio V deve convincere Filippo II di Spagna ad allearsi alla Serenissima. Una manovra non semplice, considerando che 60 anni prima tutta Europa si era coalizzata nella Lega di Cambrai, Papa compreso, proprio contro Venezia. L'obiettivo in quella occasione era distruggerla, perché Venezia era diventata il centro economico d'Europa. C'era più oro a Venezia che nel resto d'Europa. La colpa di Venezia stava nell'essere una repubblica e per giunta ricca e potente, un esempio pericoloso per le monarchie del continente. Venezia non combatteva per conquistare territori, se faceva una guerra era per il denaro e per commerciare. Mentre la Lega Santa prepara la sua flotta, gli ottomani sono impegnati a Cipro, prima a Nicosia, poi con l'assedio di Famagosta. Nicosia cade dopo 2 mesi e gli ottomani, al comando di Mustafa al-Pascià, iniziano l'assedio di Famagosta. Il rettore della città, il senatore veneziano Marcantonio Bragadin, resiste per 1 anno all'assedio, poi il 1 agosto 1571 è costretto ad arrendersi con la garanzia scritta che avrebbero potuto andarsene senza ritorsioni. Le promesse però non saranno mantenute. Dopo aver consegnato le chiavi, i comandanti veneziani vengono decapitati e a Marcantonio Bragadin vengono tagliate le orecchie e il naso e poi scuoiato vivo. Ma l'anno in cui Bragadin resiste all'assedio dà il tempo ai cristiani di prepararsi e a metà settembre la flotta della Lega Santa si ritrova riunita a Messina. Il 4 ottobre 1571 la flotta arriva a Cefalonia. Qui i veneziani riceveranno la notizia della caduta di Famagosta e del tragico destino di Bragadin. La Lega Santa è riunita e lo scontro è imminente. 3 giorni dopo, all'alba, inizierà la battaglia di Lepanto. Bene. Posso dire una cosa sulle galeazze, che è la vera arma che ha consentito di vincere la battaglia. Già da 2 anni prima erano partite le costruzioni delle 6 tese in arsenale, sono fra il 1565 e il 1566 impostati i lavori ed i documenti di archivio sono classificati come segretissimi, perché la costruzione di queste 6 grandi navi era sconosciuta a tutti, ivi compresi non solo agli alleati della Lega Santa, fino a che non le hanno dovute trainare e quindi le hanno viste, ma soprattutto gli ottomani non le conoscevano. Quando la battaglia, noi la chiamiamo di Lepanto, ma in realtà è avvenuta alle Cursolari. Per un marinaio sono 45 miglia come da Venezia a Trieste andare da Lepanto alle Cursolari. La flotta era già stata messa in disarmo per passare l'inverno, si combatteva in estate dall'aprile al settembre-ottobre, dopodiché le condizioni tali non consentivano di navigare con le galee, tanto è vero che si era anche spezzata una galea veneziana, c'erano stati dei problemi per arrivare con la flotta a Corfù prima e poi sull'isola da cui sono partiti, di Cefalonia. E quando le hanno schierate, gli ottomani, inorgogliti dai loro strimpelli di pifferi, tamburelli, eccetera, facevano gran rumore di scudi, eccetera, per intimorire e forti della loro supremazia. Tra l'altro uscivano dal Golfo di Lepanto a vento in poppa, quindi navigavano a vela, erano convinti di arrivare come falchi sulla flotta italiana. Sono dovuti passare attraverso le galeazze che non riuscivano ad arrembare perché erano corazzate e fortificate. Ecco l'episodio della galea grossa di Candia, che aveva insegnato come fosse difficile e l'importanza di quell'episodio bellico della Premuda. E sono dovute passare attraverso, altro che inorgoglite pronte alla battaglia, sono dovute passare attraverso le 6 galeazze schierate davanti e messe lì, che hanno
mitragliato, hanno buttato giù alberi con le palle incatenate, hanno mitragliato, e quindi le truppe a bordo, imbarcati, i giannizzeri, anche tutte le truppe, non solo i marinai che erano imbarcati sulle navi turche, sono tutte dovute passare attraverso il fuoco di mitraglia col vento calato. Siccome ci hanno messo fino a mezzogiorno 5 ore a fare gli schieramenti, 200 navi da una parte e 300 dall'altra, eccetera, a schierarsi, ci hanno messo 5, 6, 7 ore a schierarsi dalla mattina. Quando sono passate attraverso queste, diciamo che la superiorità numerica e anche la capacità bellica di arrivare all'assalto delle galee è stata importante. E la cosa incredibile da dire sulle galeazze non è solo sullo scafo, sì, ma sull'artiglieria. Certo. Perché i veneziani, sia al Lido sia al Fate Bene Fratelli, provavano il rinculo dei cannoni, mentre gli ottomani sottovalutavano un pochino, a loro bastava fossero grandi, no? Sì. I veneziani invece avevano cominciato a capire quanto il rinculo dei cannoni a bordo di una nave come una galea, che era una nave sottilissima, basti pensare che i banchi di voga sono fuori, certo, dallo scafo, potevano incidere su una galeazza dove a quel punto avevano più spazi, eccetera, perché non era un problema farla la galeazza, il problema era manovrarla e soprattutto era armarla. Quanti cannoni può portare? Quindi tutte le prove balistiche dell'artiglieria sono state quelle che hanno cambiato il conflitto, e da là in poi i conflitti cambieranno, non saranno più gli stessi. Certo, quindi allora andiamo avanti, parliamo della battaglia di Lepanto vera e propria. Vediamo se parte. Eccoci che arriva. 3, il numero contributo numero 3. All'alba del 7 ottobre 1571, nelle acque del Golfo di Patrasso si fronteggiano due flotte, quella della Lega Santa, composta da 208 galee, 6 galeazze e 30 legni ausiliari, e la flotta ottomana, con 280 navi alla fonda davanti a Lepanto. 84.000 cristiani e 88.000 uomini dell'esercito ottomano si sfidano per quella che sarà ricordata come la più famosa battaglia navale mai combattuta. I musulmani sono guidati da Ali Pascià, i cristiani da Don Giovanni d'Austria, 24enne figlio illegittimo del defunto imperatore Carlo V e fratellastro del regnante Filippo II di Spagna. La flotta della Lega Santa è disposta in linea retta. Le navi, una a fianco all'altra, distano meno di 150 metri tra loro. Al centro il comandante Don Giovanni d'Austria, a bordo della nave ammiraglia, la Real. Al suo fianco la capitana, del veneziano Sebastiano Venier, comandante 75enne, che nella battaglia rimarrà ferito e che 6 anni dopo sarà eletto doge. Poi le ammiraglie dei vari stati europei, chiamati da Papa Pio V, a difesa della cristianità. Marcantonio Colonna alla guida della flotta pontificia, Ettore Spinola sulla nave ammiraglia di Genova, Provana di Leni alla testa della flotta dei Savoia. Il corno sinistro dello schieramento è affidato all'ammiraglio veneziano Agostino Barbarigo, che guida 64 galee e 2 galeazze. Sulla destra invece l'ammiraglio genovese Gianandrea Doria, a capo di 54 galee e 2 galeazze. Come riserve le navi maltesi a proteggere le spalle dell'ammiraglia Real. Dall'altra parte la flotta turca è disposta a mezzaluna. Al centro l'ammiraglio Ali Pascià a bordo della Sultana. Alla sua sinistra 65 galee guidate da Ulak Ali, un cristiano di origini calabresi, fatto prigioniero in gioventù e poi convertito all'Islam. Alla destra sono schierate 53 galee al comando di Mehmet Sorak, che i cristiani chiamano Scirocco. Il primo a muovere è Don Giovanni d'Austria. Il comandante della Lega Santa fa avanzare le 6 galeazze veneziane. È la prima volta che vengono utilizzate. Sono navi rivoluzionarie, enormi per l'epoca, impossibili da abbordare, circa 50 metri di lunghezza per 8 di larghezza. Sono le prime navi con i cannoni anche sui lati, 36 grossi cannoni più altri di dimensioni minori che possono colpire in ogni direzione. Ali Pascià rinuncia ad abbordarle e scaglia la sua flotta contro quella della Lega Santa. In quel momento i cannoni delle galeazze aprono il fuoco.
Molti legni ottomani vengono annientati, il resto lo fanno i fucilieri a bordo delle galeazze. La nave ammiraglia turca tenta allora di speronare la Real di Don Giovanni. L'urto è terribile, ma quasi subito la lotta si spezzetta in tanti piccoli gruppi dove si combatte galea contro galea. A questo punto l'ammiraglio Gianandrea Doria, sulla destra, inizia a staccarsi dallo schieramento, come per allontanarsi dal luogo dello scontro. Ulo Kalì, il cristiano convertito, si dirige verso il varco della flotta cristiana, aperto da Doria. Dalla parte opposta dello schieramento, intanto, Mehmet Sorak prova a incunearsi tra la costa greca e le navi di Barbarigo, tentando una manovra per aggirare i cristiani. Il comandante veneziano risponde con una contromanovra da manuale per chiudere lo spazio, ma durante lo scontro Barbarigo si alza la celata dell'elmo per poter dare meglio gli ordini e in quel momento rimane colpito ad un occhio da una freccia turca. Malgrado fosse ferito però continua a combattere finché gli è possibile. Barbarigo riesce così a distruggere l'intera flotta dei Sorak, che viene catturato. Barbarigo morirà 2 giorni dopo la battaglia, il 9 ottobre 1571. Intanto sul fianco destro Ulu Kalì avanza verso le galee della riserva dell'Ordine di Malta, mentre al centro infuriava la battaglia tra l'ammiraglia di Ali Pascià e quella di Don Giovanni. Tutte le navi che circondano i due comandanti si scagliano per difendere o la Reale o la Sultana. I giannizzeri provano ad abbordare l'ammiraglia spagnola, ma senza riuscirci. I comandanti Veniera e Colonna sono alle prese con altre galee turche, ma lasciano lo scontro per andare a soccorrere Don Giovanni d'Austria, protetto solo dalla riserva guidata dal marchese di Santa Cruz. È in questo frangente che la nave dell'ammiraglio turco Ali Pascià viene presa d'assalto e abbordata. Malgrado Don Giovanni d'Austria avesse ordinato di non uccidere Ali Pascià, l'ammiraglio ottomano muore e la sua testa viene esposta su una picca e portata sulla Real. Alle 4 del pomeriggio del 7 ottobre 1571 il blocco centrale della flotta ottomana è spezzato. Senza più Ali Pascià e senza Sorak resta Ulu Kalì, il cristiano rinnegato, che sceglie di ripiegare con le navi superstiti per evitare la fine totale dell'intera flotta turca. Alla fine i turchi contarono 30.000 morti, 50 galee affondate e 137 catturate. Sul fronte opposto i cristiani persero 7.600 uomini e 17 navi. Il contributo della Repubblica di Venezia alla vittoria fu determinante. Più della metà delle navi della Lega Santa erano navi della Serenissima e l'introduzione delle galeazze rappresentò l'elemento decisivo per la sconfitta degli ottomani. Professor Ortalli, qual è il fattore fondamentale per la vittoria di Lepanto da parte dei veneziani? Abbiamo sentito che ci sono queste navi nuove, ma ce le vuol descrivere meglio? Non saprei farlo come l'avete fatto voi, devo farvi complimenti perché come avete ricostruito tutti gli eventi, io non sarei stato capace. Se permette invece una piccola deviazione che mostra quale sia stato il significato di Lepanto per la psicologia veneziana di quel momento, occorre forse pensare, non so se ne avete trattato, alle immagini, certo la cappella sicuramente, ma io direi che è significativo che Lepanto è nel 71. Nel 73 Tintoretto, la grande tela per i 10, per la sala dello scrutinio, poi l'incendio nel 77. Nel 77 si decide immediatamente di rifare, è l'origine in sostanza del grande ciclo delle battaglie rappresentate in Palazzo Ducale, partendo psicologicamente proprio da questa vicenda di Tintoretto che aveva introdotto in modo clamoroso le situazioni belliche, le vicende militari all'interno del Palazzo Ducale. Io direi che questo sta bene a significare il senso, il peso che quella vittoria ha avuto. Dopodiché c'è una serie di altri elementi che forse si possono
tenere presenti. Io direi per esempio la produzione letteraria che c'è, la diffusione, ne accennavo prima, di fogli volanti, cioè è una città e è uno stato che con Lepanto ha ritrovato se stesso e se stessi. Quindi questo direi che è il dato di fondo, cioè il passaggio importante nella vicenda generale della lunga storia di Venezia. Da questo punto di vista Lepanto rimane un cardine di tutti gli eventi. Che altro si può dire di specifico, a parte quello che io ho già visto nei filmati e immagino abbiate detto? Direi che è un po' una svolta. È una svolta di una Venezia che usciva da una sconfitta, entrava nella storia con una grande, importante vittoria di rilevanza europea, ma sul piano invece generale della sua collocazione internazionale resta il momento di progressiva decadenza, dire troppo, ma lenta discesa dei valori riconosciuti internazionalmente. Cioè, da questo punto di vista Lepanto è veramente un momento di svolta per l'eroismo dell'evento, ma anche perché si pone come discrimine tra un prima e un poi. Cioè è forse l'ultimo grande momento di importanza internazionale, rilevanza a tutti i livelli di Venezia, insieme alla necessità di rispondere a quella che è già, per certi versi, in determinati settori, una decadenza in atto, una decadenza che si fatica a cogliere perché, diciamo, lo splendore della città, la forza degli eventi, la sua capacità anche finanziaria ma intellettuale a livello internazionale sono ancora fuori discussione, però si sta già avviando quel percorso di crisi nelle valutazioni generali nei confronti di Venezia che non erano di quel momento. Le chiedo un dettaglio, professore. Nel pieno 500 c'erano i segni di una crisi che si avvicinava. Jean Bodin, che era consigliere di Enrico III, aveva smantellato quasi, tentato di smantellare, non c'era riuscito, secondo me. Aveva tentato di smantellare l'immagine di Stato che Venezia aveva costruito, quell'immagine che era stata definita, direi, nel modo più compiuto e più meditato da Contarini. Professore, la interrompo un attimo per tornare un attimo sulle vicende della battaglia di Lepanto. Il comportamento di Andrea Doria è così limpido oppure è una sorta di fuga premeditata dalla battaglia? Parlo di Andrea Doria, cioè il comandante, il generale della flotta genovese, che naturalmente aveva ben altre intenzioni. Interpretandolo in maniera malevola, Genova non aveva nessuna intenzione di inimicarsi i turchi per mantenere la sua via della seta a scapito dei veneziani, che erano vincitori, ma comunque si sarebbero dovuti poi da un punto di vista commerciale difendersi dai turchi. È caduta la linea. Forse è caduta la linea. Posso dirlo io? Sì, prego. È ancora una questione aperta, perché Gian Andrea Doria ha raccontato ai genovesi, e i genovesi tuttora raccontano, che è stata una manovra digressiva, perché in quel modo lui intendeva salvare. No, non solo salvare le sue navi, essendo le navi veneziane e le altre navi erano pubbliche. Viceversa, le navi genovesi erano sue, di Gian Andrea Doria, erano navi private che lui noleggiava o che utilizzava in cambio di favori di altra natura, di tipo economico, in maniera da rientrare nelle spese di armamento. E sicuramente non volevano rischiare le galee.
ma neanche il Papa aveva dato delle indicazioni a Marcantonio Colonna dicendo: guardate che la flotta non va messa a rischio, non bisogna avere uno scontro coi turchi tale che non si abbia poi più nessuna mano e nessun modo per difendersi. Gianandrea Doria, forte di queste cose, ha sostenuto che la sua era una manovra digressiva per cercare di farlo passare e prenderlo alle spalle. In realtà voleva stare alla larga dalla mischia, perché questo è invece in realtà l'interpretazione corretta, non l'interpretazione veneziana, l'interpretazione corretta e non la scusa di Gianandrea Doria. Voleva stare alla larga dalla mischia e invece Uccialì è riuscito a entrare da quel varco, e se immediatamente le galee maltesi non lo chiudevano e sono morti quasi tutti i cavalieri di Malta, anche la capitana è andata, hanno avuto uno scontro tremendo, e non riusciva la parte del corno sinistro, dopo aver vinto la battaglia contro del corno sinistro, quindi la parte della flotta veneziana, le 60 galee, a ritornare e a richiudere da quella parte, per cui la parte di Agostino Barbarigo. Barbarigo, ferito, impappusse per non scivolare sul sangue e con la freccia nell'occhio, ha continuato e non ha finito la sua parte di battaglia, ma è anche ritornato a chiudere le retrovie. Probabilmente le cose non sarebbero andate in quel modo. E Uccialì è scappato, e questa è un'altra cosa che va ricordata, è scappato con 28 galee, qualcuno dice 29, anche quelle che avevano combattuto poco e quindi molto sana, con un paio di galee a rimorchio, per cui Cervantes, che era a bordo di una delle galee, è stato portato prigioniero a Costantinopoli, e noi abbiamo il Don Chisciotte raccontato e tutte le questioni di quella letteratura dopo la prigionia a Costantinopoli. E le trattative di pace, le spartizioni del bottino, la conta dei morti, le discussioni del post battaglia sono state fatte a bordo della capitana della galea di Gianandrea Doria, perché era l'unica che era in perfetto ordine, non aveva neanche un filo di sangue sul ponte, non aveva un morto, non aveva una scalfittura di battaglia, e questa cosa la dice lunga rispetto alle altre. Ma la prova di quello che dice Giorgio Suppiei non è solo nella battaglia, che è evidente perché è un'evidenza, ma in quello che è successo prima, perché Gianandrea Doria ha ritardato i soccorsi a Cipro volutamente, perché se le stava a fare i bagnetti a Messina, non raggiungeva Zane agli appuntamenti, non portava le sue galee, cercava di fermare le operazioni, quindi a Messina, quando la Lega Santa si è riunita, si è perso del tempo. Si è perso tantissimo tempo. Non andavano d'accordo tra i malumori. Al di là di quello che poteva essere infatti generato da Don Giovanni d'Austria per la Spagna, ma anche Andrea Doria era lì per la Spagna, le navi erano affittate di fatto alla Spagna, Genova era un protettorato spagnolo, è proprio il fatto che è evidente che hanno cercato di fermare le operazioni di sabotaggio di Cipro, e quindi perché rischiare le navi in battaglia quando io nemmeno volevo che avvenisse questa battaglia? Doveva essere una dimostrazione, una partecipazione, ma non certamente poi quello che è successo. I veneziani ci credevano molti più, anche se a bordo delle navi veneziane c'erano tanti spagnoli, perché un'epidemia precedente a Zara aveva, aveva fatto morire tantissime persone, quindi non avevano marinai sufficienti per far fronte. E una cosa curiosa, che io non sono uno storico, faccio romanziere, quindi mi nutro di curiosità, è che lì apparvero dei nuovi fucili veneziani che sibilavano quando sparavano, e gli spagnoli chiamavano mosquitos, ed è il motivo per cui chiamiamo moschetto un certo tipo di arma da fuoco. Ho capito. Bene. Un'ulteriore notazione che è forse anche importante sull'episodio finale della battaglia, e che è stata ben ricordata dal professor Ortalli quando dice ci avete tagliato soltanto la barba che ricresce. Uccialì Occhiali è ritornato a Costantinopoli con le navi pressoché sane, con un paio di galee predate al rimorchio, e
è riuscito a portare lì un certo nucleo di flotta. Ricordiamoci che una trentina di navi erano le squadre che fino a Lepanto costituivano una flotta, non c'erano le flotte delle 100 navi. E immediatamente l'arsenale di Costantinopoli ha cominciato a costruire navi, e l'anno successivo avevano già di nuovo le 100 galee, considerate come la necessità della flotta per poter affrontare la cristianità dall'altra parte in mare. Quindi è vero che gli è stato tagliata soltanto la barba. E un altro dettaglio sul conto delle navi veneziane, che si dice erano più di 100 quelle veneziane, 109 su 200, 107 su 209. Che erano veneziane anche quelle di veglia, il Cristo risorto e l'altra, c'erano 3 galee di veglia, e le 12 galee papaline su cui era imbarcato Marcantonio Colonna erano di fatto veneziane anche quelle, perché erano state armate Ancona e Venezia gliele aveva vendute e poi mai pagate dal Papa, per cui la diatriba sul fatto se dovesse pagargli le galee poi andate perdute doveva essere. E c'è una cosa simpatica, un aneddoto che racconto, che alle celebrazioni delle battaglie di Lepanto ne fanno una molto importante in un paesino sopra Arquata del Tronco, che si chiama Spelonga, perché lì erano stati riarmati, erano evidentemente le non migliori galee che Venezia gli aveva venduto al Papa, avevano bisogno di essere riarmate, le hanno riarmate con le alberature andando a prendere in un bosco in montagna sui Monti Sibillini, e da lì furono poi forzatamente imbarcati i baldi, i giovani montanari che avevano trasportato gli alberi fino alle galee ancora per riarmarne lungo il Tronto a spalle. E ancora adesso fanno la festa bella, che è una festa straordinaria. La piazza del paese di Stelonga c'ha la sagoma di una galea veneziana del 500, riarmano un albero di galea veneziana tutti gli anni per fare la festa, che poi diventa un albero della Cuccagna, e tutti quanti partecipano a questa festa straordinaria. E nella chiesa di Spelonga c'è la bandiera turca presa alla nave turca durante la battaglia, uno dei rari ricordi, trofei di Lepanto, che purtroppo una signora Solerte qualche anno fa, perché si era conservata per quasi 450 anni ancora col sangue appiccicato sopra, ha pensato bene di metterla in lavatrice perché era sporca, e l'ha fatta diventare rosata, anche se bella pulita, e gli sono stati tolti il sangue. Una battuta e una cosa di come è finito il sangue di quelli spelongani che erano molti. Al di là di queste descrizioni di una battaglia che sicuramente è affascinante per certi aspetti e tragica per molti altri, per i morti che ha fatto, diciamo sia l'impero ottomano sia Venezia persero una buona parte della loro economia e furono praticamente decapitati. Il riarmo che lei descriveva prima, un anno dopo riavevano le 400 navi, in realtà fu poi pagato economicamente, perché naturalmente cominciò la defiance dell'economia turca ottomana, e poi siamo arrivati fino alla prima guerra mondiale e alla guerra di Crimea, eccetera. Quindi le guerre non servono. Vederla oggi a distanza di tempo dà un senso di vigore, di memoria di una città che si è meritata anche la vittoria, perché l'ha vinta personalmente Venezia, la Serenissima, che mai voleva fare le guerre, perché Venezia, il principio del commercio è non combattere mai, trovare sempre un punto di accordo, ma in quel caso naturalmente sono stati costretti. Quello che invece si sviluppa è tutto il commercio verso le Americhe e il commercio verso le Indie attraverso lo stretto, attraverso il Capo di Buona Speranza, e quindi l'esplosione dell'economia francese, spagnola, ma soprattutto dopo l'esplosione dell'economia inglese,
che attraverso la pirateria riuscirà a riportare. Perché i genovesi, se noi guardiamo, c'è tanta cosa del 200, ma diciamo dopo sono c'è dal un tempo lato di giusto. stare, e i palazzoni ricchi e sontuosi sono seicenteschi, perché i genovesi facevano da mediatori dei commerci per Spagna e Portogallo. Mentre invece decade molto l'economia veneziana, tanto è vero che i veneziani lasciano da Lepanto in poi molto perdere il mare e cominciano le famiglie veneziane a fare meno commerci e a investire in terraferma, e nascono le ville venete, le campagne eccetera, e tutte le energie delle economiche familiari sono in investimenti di campagne. Non è più la grandezza di anche se il 600 sarà un secolo di grandi guerre per Venezia, perché noi ci dimentichiamo. Interrompiamo un attimo e passiamo in pubblicità e poi arriviamo alle conclusioni. Riprendiamo da lì.